Euforia alle stelle e per domenica pubblico delle grandi occasioni. È un momento d'oro per l'Acragas che domenica scorsa, grazie alla manita di Vibo Valencia, ha agguantato in testa alla classifica il Savoia. Contro il Due Torri di Alacqua, gli agrigentini di Pino Rigoli dopodomani vanno a caccia della nona vittoria consecutiva per stabilire anche il nuovo record del club di successi consecutivi. Mai nella storia della società biancazzurra si sono registrate più di 8 vittorie di fila, se escludiamo i campionati dilettantistici regionali. Ma questa squadra ha tutte le potenzialità per vincere da qui fino alla fine del girone d'andata. Mancano 4 turni prima del giro di boa e l'Acragas, dopo la gara con il Due Torri, sarà di scena prima a Rende e subito dopo sul campo del Torrecuso per chiudere in casa con il Noto. L'obiettivo è quello di totalizzare 12 punti, sperando al contempo in un altro passo falso del Savoia. Gli oplontini, calendario alla mano, potranno ancora perdere qualche altro punto prima dello scontro diretto di gennaio allo Stadio Seneto. Per la gara con il Due Torri Rigoli recupera anche Chiavaro, ma non è detto che l'ex Messina scenda in campo dal primo minuto. Dopo 3 settimane di stop sarebbe rischioso. Inoltre la coppia di centrali difensivi, Astarita e Vindigni, si sta comportando egregiamente. Ma prima di Natale l'Acragas sarà costretto agli straordinari, visto che è in programma anche la gara di Coppa Italia contro il Pomigliano, valevole per i quarti di finale. Il match è in programma mercoledì 11 dicembre allo Stadio Seneto. C'è in palio, dicevamo, la semifinale, chi supera il turno affronterà la vincente di Lupa Roma Arezzo. Ma incombe anche il calciomercato con l'apertura ufficiale il 3 dicembre. La società di Via Petrarca è alla ricerca di una punta. I nomi sono sempre gli stessi, Sani del Noto e Nassi ex Licata, ma non è da escludere qualche sorpresa dell'ultimo momento. Di sicuro nessuno partirà da Agrigento, malgrado qualche elemento abbia più richieste da altri club. Purtroppo il campionato di Serie D potrebbe, e non da poco. 2 squadre potrebbero ritirarsi dal campionato facendo riscrivere anche la classifica. Ragusa e soprattutto Licata sembrano essere arrivati ai titoli di coda. La situazione è difficile in entrambe le città. A Licata è saltata definitivamente la trattativa che avrebbe aperto nuovi orizzonti. Napoli e Ficarra, che guidavano una cordata interessata a salvare il club, hanno gettato la spugna dopo aver appreso che per la società non ci saranno gli aiuti economici da parte del comune. Ieri 2 hanno parlato ai giocatori mettendoli al corrente della novità. Il Licata non giocherà sicuramente con il Torrecuso, i giocatori sono liberi di accasarsi in altri club. Già lunedì prossimo i proprietari attuali del club gialloblu invieranno una richiesta alla Lega per la radiazione del club. Un vero peccato, in 5 mesi la città del Salso ha perso entrambe le squadre di calcio, in precedenza aveva mollato la Sant'Angelo.